Amazon investe nella Marca, 2 depositi merce in autunno nella zona del mercato ortofrutticolo di Treviso. Arese Pio X, soddisfatto il sindaco Mario Conte, sono posti di lavoro e rigenerazione urbana. Proprio nel giorno dell'arrivo delle dosi in Italia, gli USA sospendono temporaneamente l'uso del vaccino Johnson & Johnson dopo alcuni casi sospetti. Vertice tra Ministero della Salute e AIFA. Nel frattempo il Veneto spinge l'acceleratore sulla vaccinazione degli over 80, almeno prima dose a tutti entro domenica. Regione al lavoro sulle linee guida per le riaperture. Il caso della quindicenne bendata a Verona per sostenere un'interrogazione in DAD fa emergere decine di altre segnalazioni in Veneto, ne sono arrivate anche nel Trevigiano. Dopo 6 mesi, a distanza di 24 ore dall'altra manifestazione Io Apro, caratterizzata dagli scontri Confcommercio, torna a Roma, incontra il ministro Giorgetti, centinaia i veneti, oltre le delegazioni in piazza. Decine di tonnellate di rifiuti stavano per salpare da Venezia verso India e Pakistan, maxi sequestro di Agenzia delle Dogane e Forestali, 2 aziende trevigiane coinvolte. È stato rinviato per l'ennesima volta il voto per l'elezione del CDA del consorzio Conegliano Valdobbiadene. Nell'Assemblea ha votato un ulteriore rinvio al 30 di giugno. Non sono bastati 13 mesi di duro confronto interno. Ben ritrovati, buonasera. Partiamo dalla pagina economica con il telegiornale della Marca trevigiana. Amazon investe ancora una volta in Veneto dopo i depositi di Rovigo, Vigonza e ancora Verona. Si punta su Treviso, mercato ortofrutticolo di Treviso e poi in provincia con Riese Pio X. Amazon apre in Veneto 3 nuovi depositi di smistamento con spazi dagli 8.000 ai 5.000 metri quadrati, Vicenza, Treviso con 2 poli, uno a Riese Pio X. Però qui c'era l'ex scardellato e quindi sarà un grande intervento di rigenerazione urbana. La soddisfazione dell'amministrazione è quella di aver convinto Amazon di orientarsi verso un immobile già esistente, quindi evitando che ci sia ulteriore consumo del suolo. 5.000 metri quadrati, l'ultimo miglio di un'area estesa come quella del mercato ortofrutticolo, in parte abbandonata. Sarà operativa già dal prossimo autunno. Aperture annunciate oggi, ma cantieri aperti per la bonifica e la riqualificazione già da tempo. Sarà un intervento che avrà un occhio di riguardo alla sostenibilità ambientale. Verranno utilizzati tutti i mezzi elettrici per le consegne in città. Per cui è una nuova attività che si installa nel territorio, porterà a posti di lavoro e un impatto da un punto di vista del traffico abbastanza ridotto, per cui per noi è un momento comunque di soddisfazione ed è stato creato qui come primo effetto, vorrei dire, dell'avvento della superstrada pedemontana. I 3 siti di logistica vanno ad aggiungersi ai 2 centri di distribuzione di Rovigo e i 2 depositi di smistamento di Verona e Vigonza a Padova. Se la crisi causata dal Covid sta lasciando un segno profondo nel mercato del lavoro, il colosso del web presenta questo investimento sul Veneto, annunciando 60 assunzioni a tempo indeterminato e contratti con fornitori locali che porteranno ad ulteriori 180 posti come autista a tempo indeterminato. Una buona notizia, secondo la CISL di Treviso e Belluno. Il segretario Massimiliano Paglini chiede garanzie in termini di sostenibilità non solo ambientale ma anche e soprattutto sociale e contrattuale. Proprio nel giorno in cui le prime 184.000 dosi del vaccino prodotto dalla Johnson & Johnson sono arrivate all'aeroporto di Pratica di Mare, la stessa multinazionale ha deciso di rinviare l'avvio della campagna in Europa. Tutto questo dopo che gli USA, tramite la Food and Drug Administration, hanno deciso di sospendere temporaneamente l'uso del vaccino nel territorio. La decisione è arrivata in attesa di indagini sulla sicurezza del prodotto dopo 6 casi di sospetta trombosi, 2 settimane dopo la somministrazione. Dalle 16:30 è in corso un vertice tra i rappresentanti del Ministero della Salute, l'Agenzia Italiana del Farmaco, l'Istituto Superiore di Sanità e a seguito appunto delle segnalazioni Johnson & Johnson ha dichiarato al momento nessun nesso casuale chiaro e stabilito fra i rari eventi tromboembolici segnalati e il vaccino anti-Covid. Pochi minuti fa il ministro Speranza ha dichiarato Johnson & Johnson vaccino importante anche per l'Italia, questo stop è soltanto in via precauzionale. Intanto il Veneto spinge perché vuole chiudere la partita degli over 80, ovviamente entro questo fine settimana. L'obiettivo è facilmente raggiungibile, lo ha detto oggi il presidente Zaia. Vi annuncio che se non ci sono forze contrarie della natura
noi questa settimana chiudiamo gli over 80. Il Veneto, pur nella carenza di dosi, spinge l'acceleratore sulla vaccinazione degli over 80. Vicenza riuscirà a concludere la campagna al 15, dice il presidente Zaia, ma entro domenica tutti gli over 80 del Veneto riceveranno almeno la prima dose. Ad oggi, sugli oltre 358.000 ultra ottantenni, ne restano da vaccinare poco più di 56.000. Il 41% ha già ricevuto entrambe le dosi. La prossima settimana si passerà alla fascia d'età 70-79. In parallelo si continuerà con i pazienti fragili e i disabili. Rimane però una fascia di over 80 definiti irreperibili. C'è un target di un tot di popolazione che non risponde, ad esempio abbiamo un target che abbiamo capito perché non risponde, perché sono gli AIRE. Cioè coloro che sono all'estero ma sono nelle nostre anagrafi. Accade soprattutto nel Bellunese, dove c'è un'elevata percentuale di residenti all'estero. Per gli altri si farà un'ulteriore chiamata d'accesso libero. D'ora in avanti ai vaccinati con la prima dose verrà comunque consegnato un certificato con scritto tipo di vaccino e lotto ricevuto. E Zaia oggi è tornato anche sul tema delle riaperture dopo aver incontrato una delegazione dell'Appe di Padova che ha portato la tragedia del settore della ristorazione. Io penso che loro devono essere aiutati a due livelli. Il primo che è quello di riconoscere la devastazione finanziaria ed economica che hanno avuto. Dall'altro noi dobbiamo puntare al tema delle riaperture con gradualità e con buon senso, però come vi dicevo anche ieri è fondamentale che si pensi al fatto che noi adesso una fase di convivenza col virus la dobbiamo iniziare. L'assessorato alla salute, assieme alla prevenzione del Veneto, sta lavorando alle linee guida per le riaperture da presentare al governo. Io spero che il governo prenda atto e si esprima rispetto alla possibilità, si esprima attraverso il comitato tecnico scientifico, le realtà più autorevoli che ha, ma si esprima. Infine un appello anche ai sindaci del Veneto affinché aiutino queste categorie. Questa fase di transizione, qualche metro quadrato in più, qualche burocrazia in meno, eccetera. So che i sindaci sono sensibili, faccio appelli ai sindaci del Veneto di dare una mano a questi ristoratori. Le due manifestazioni, quella non autorizzata di ieri, quella autorizzata di oggi, e il grande interrogativo aprire a pranzo e a cena. È arrivato il momento. Di questo tema si occupa il sondaggio di Ring di questa sera. Riaprire a pranzo e a cena, hanno ragione i ristoratori? È quello che vi chiediamo. Dite la vostra componendo lo 0422 16 26 691. Se la vostra risposta è affermativa, lo 0422 16 26 690. Se la vostra risposta è negativa, la chiamata, lo ricordiamo, è gratuita. L'esito del sondaggio verrà ovviamente diffuso questa sera durante la puntata di Ring. Parliamo ora di vaccini. Chi si è vaccinato approfittando della famosa categoria altro? Sono 32.645 persone in Veneto, pari al 3,23% della popolazione finora vaccinata. Oggi l'assessore alla sanità ha fatto il punto. C'è chi li ha chiamati furbetti del vaccino, chi salta code, ma chi sono realmente tutte quelle persone che nelle tabelle delle vaccinazioni finiscono nella voce altro? Dopo le polemiche anche a livello nazionale, la Regione Veneto ha fornito tutti i dati. Il dottor Mongillo, della direzione del Dipartimento Prevenzione, li ha illustrati, premettendo che la maggior parte delle persone che nel portale nazionale finisce appunto nella categoria altro meriterebbe una voce a sé, come gli anziani dai 70 ai 79 anni. Noi abbiamo 375.000 vaccinazioni, non parliamo di persone, parliamo di dosi somministrate. Questa è un'altra precisazione importante. Di queste 185.000 sono a carico di soggetti compresi tra 70 e 79 anni, quindi questa è una voce molto rilevante, la più importante, che da noi è correttamente classificata, ma in un portale nazionale che è semplificato finisce nella categoria altro. Ci sono poi altre categorie che finiscono nella voce altro, come i soggetti estremamente vulnerabili e i disabili, che pesano attualmente, sono dati ieri sera, per poco più di 82.000 vaccinazioni. Se noi già togliamo queste due grandi categorie dalla categoria altro, abbiamo molto ridimensionato e trovato una spiegazione a tutto il problema. Ci sono poi gli operatori non sanitari delle RSA, altre 14.450 persone, gli studenti di area sanitaria, i caregiver di disabili o fragili, i farmacisti, la protezione civile, i vigili del fuoco, i donatori di sangue, eccetera. Per i restanti altri, circa 38.000 dosi, sono in corso accertamenti presso le singole aziende ULSS.
ULSS che, ha sottolineato l'assessore Lanzarin, dovranno controllare ed esplicitare. Azienda Zero ha provveduto al blocco delle mascherine di protezione stoccate presso il proprio magazzino. A darne notizia la stessa struttura amministrativa unica del sistema delle ULSS regionali. La decisione si riferisce al decreto di sequestro notificato dalla Guardia di Finanza di Gorizia ed emesso dalla Procura nell'inchiesta sui prodotti ritenuti non idonei. Si tratta di mascherine FFP2 e FFP3 acquistate dal commissario straordinario per l'emergenza Covid e consegnate alle regioni nel corso della pandemia. Azienda Zero del Veneto ha dato comunicazione del blocco alle ULSS e del conseguente divieto di utilizzo dei dispositivi eventualmente in giacenza presso i magazzini sia aziendali che nelle RSA. Ed ora entriamo a scuola, il caso della quindicenne bendata a Verona per sostenere un'interrogazione. In seguito a questo, segnalazioni di imposizioni che mettono a disagio i ragazzi, ne sono arrivate davvero tante anche nel Trevigiano. Il caso della studentessa di Verona, obbligata a bendarsi per sostenere un'interrogazione, apre uno squarcio sui metodi che diversi insegnanti in tutto il Veneto stanno utilizzando per verificare a distanza la preparazione degli studenti. Da quando l'episodio è stato reso noto, alla rete degli studenti medi sono arrivate una ventina di segnalazioni, alcune anche da Treviso. Cose assurde come far girare il ragazzo, o comunque, che ne so, un'altra cosa a cui siamo stracontro perché è proprio completamente violazione della privacy, chiedere al ragazzo di far vedere tutta la stanza in cui si trova è un vero e proprio entrare nella sfera privata del ragazzo, quindi anche della famiglia. C'è anche stato un caso di una ragazza che ha dovuto mettersi le mani davanti agli occhi. Sul comportamento dell'insegnante del liceo veronese, l'ufficio scolastico regionale ha chiesto una verifica interna al dirigente che ha già oggi inviato la sua relazione. È chiaro che insomma una qualche verifica anche con l'insegnante bisognerà farla, quindi una sorta di contraddittorio anche con lei. Per capire le circostanze, quindi per circostanziare il fatto che è stato oggetto di accertamento, insomma. E quindi per capire anche il livello di responsabilità. Il tema è più ampio. La DAD, dice Palumbo, mostra chiaramente come i metodi di verifica vadano rinnovati. Se si ricorre a delle misure, degli escamotage che in qualche modo sono lesivi della dignità degli studenti, sono assolutamente da escludere. Il problema però non ce lo nascondiamo, è ovvio, evidente che c'è. Allora, finché le scuole non riescono a mettere in piedi delle prove che non sono prove, ripeto, nozionistiche, ma delle verifiche di competenza, perché o le cose le hai capite, le hai comprese e le sai fare, e quindi la verifica si può svolgere anche in DAD, altrimenti le situazioni estreme fanno sì che si ricorra a questi mezzi. Il caso ha evidentemente scosso l'opinione pubblica, ha suscitato indignazione ma anche è stato spunto per nuove riflessioni. È una forma di violenza psicologica non indifferente, direi. La scuola purtroppo è tanto indietro, mi dispiace dire, perché ci sono degli insegnanti favolosi, meravigliosi ed altri che ancora applicano delle regole che applicavano quando io andavo a scuola, quindi questo mi dispiace, bisogna rinnovarsi. La prima che sento proprio mi sembra una cosa un po' assurda, sinceramente. Però bisogna vedere, no, i discorsi si è sempre così, questo si è focalizzato, tutto il resto non si sa. Allora è sempre molto difficile dare un'opinione, a parer mio, in questo caso. Sono situazioni difficili per tutti, immagino, per i ragazzi e anche per gli insegnanti. È assurdo, siamo arrivati a dei livelli veramente, come dire, al limite. Io sono assolutamente sconcertata e lo dico da docente, perché anch'io sono una docente, e ritengo che sia assurdo in un momento così delicato, soprattutto quello che stanno vivendo gli adolescenti, ricorrere a, per me, una forma di violenza che non ha nessuna giustificazione. Lei ci conferma che succede, che si coppia? Può succedere, sì. Le dirò che avevamo un'altra educazione e quindi quello che faceva l'insegnante era sempre giusto, ecco, non avevamo modo di contestare, ecco. E possono esserci anche altri sistemi per interrogare un ragazzo magari e cercare di non copiare, in caso con una seconda telecamera, per carità, però dal momento che si tratta di scuola e non è successo niente di grave non vorrei che si creasse una polemica eccessiva, ecco.
Torniamo a Roma per la manifestazione della FIPE Confcommercio rispetto a quella non autorizzata di ieri. Oggi chi ha manifestato, chi ha organizzato l'assemblea è riuscito ad arrivare al ministro Giorgetti e a portare a casa anche qualcosa. Una foto dell'incontro della delegazione FIPE Confcommercio con il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, il vicepresidente nazionale della FIPE nonché presidente veneto Erminio Alaimo seduto capotavola. Avevano detto che sarebbero scesi a Roma per fare un'azione di lobby seria e così è stato. Il dialogo dentro al palazzo, in piazza San Silvestro, fuori, i contributi, gli interventi e tante storie da raccontare. Nel caso mio, ecco, ho creato un impero, lo sto pagando quell'impero. Perché se dovessi riprendere farei tante piccole aziende che forse avrei preso molto di più. Attualmente ho preso una piccola parte che è una formica, però il governo ci ha autorizzato a indebitarsi. Ci siamo indebitati notevolmente. Un minuto di silenzio per le vittime del coronavirus e poi via al dibattito, manifestazione blindata. Tutti i presidenti FIPE avevano un pass di pre-registrazione, tutti un posto a sedere. In rappresentanza di Treviso, la presidente Dania Sartorato, il commissario Unascom Confcommercio Tullio Nunzi. Abbiamo sentito la piazza di Torino, di Trieste, ma poi Firenze, adesso Genova. Sono tantissime, sono migliaia le persone collegate dalle varie piazze d'Italia ed è un momento davvero emozionante. Io ho avuto i brividi e per un attimo anche di commozione. La forza di una categoria che con una grandissima dignità torna a chiedere un timing per la riapertura, poi sconti, detassazione e contributi. Il ministro Giorgetti ha ascoltato le richieste e ha aperto alla possibilità di formulare il nuovo decreto ristori sulla base del bilancio fiscale 2020 e non dunque del fatturato. Per le riaperture il dialogo è costante, ha confermato, ma la data potrebbe rimanere quella del 3 di maggio. Entro la prossima settimana nuovo confronto sui dati epidemiologici per valutare un'anticipazione delle riaperture, ma il governo su questo rimane cauto. Protestare senza rispettare le regole non è l'unico modo, bisogna pensare prima alla salute delle persone. Le parole sono di Chiara Durante, titolare di una palestra di Riese Pio X contro le aperture di alcuni centri fitness che abbiamo visto in questi giorni. Si può protestare anche rispettando le regole. Chiara Durante, titolare di uno studio di allenamento funzionale e posturale a Riese Pio X, non ci sta a voltare la testa. Parla a nome di quei colleghi di palestre e centri fitness che si stanno reinventando dopo la chiusura del settore e che non hanno mai smesso di rispettare le regole. A fronte di chi protesta non seguendo le regole, c'è un popolo del fitness che si ribella ad un'ingiustizia seguendo le regole. Come ho fatto io, andando a domicilio, caricando gli attrezzi sulla macchina. Chiara ha deciso di aprire la sua attività nel settembre del 2020. Dopo appena un mese il governo con i suoi decreti ha chiuso il settore. Lei però non si è data per vinta. Fin da subito ha iniziato con delle lezioni online dallo studio. E non solo, tutti i giorni carica la sua auto con pesi e attrezzi nel bagagliaio per recarsi in luoghi all'aperto dove svolgere lezioni individuali. Ha dato vita ad una palestra itinerante, meno clienti, ma il lavoro continua ed è in regola. Per lei solo un principio è importante. Ci si può ribellare seguendo le regole, insomma, non serve tutta fare. Non dico, allora, la protesta è giusta, però quando la protesta mette a rischio la salute delle persone diventa sbagliata. Questo è quello che mi preme far sapere e dire. Pochi secondi di pubblicità e poi ripartiamo dalla cronaca. Eccoci, ben ritrovati. Si è consumato un dramma davanti agli occhi dei passanti. Questo pomeriggio in centro a Treviso, siamo in via dei Lombardi. Una donna di 73 anni, Maria Bragion, è morta stroncata da un malore dopo essere crollata a terra mentre stava camminando. Probabilmente stava andando a fare la spesa. I passanti hanno chiamato il 118 che ha provato per mezz'ora a rianimarla. Per la donna purtroppo non c'è stato nulla da fare. La persona vive da sola in Borgo Capriolo ed era seguita dai servizi sociali. Decine di tonnellate di rifiuti stavano per salpare da Venezia verso India e Pakistan. L'Agenzia delle Dogane e i Carabinieri Forestali hanno sequestrato il tutto, contestando una lunga serie di irregolarità a 2 aziende trevigiane. Stavano per imbarcare al porto di Venezia 83 tonnellate di rifiuti, plastica, carta, cartone, destinazione India e Pakistan, ma sulle pratiche doganali avevano scritto che erano materie prime.
I titolari di 2 aziende del Trevigiano sono ora nei guai. I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e i carabinieri forestali di Padova hanno bloccato la spedizione e sequestrato tutto il materiale. Nei confronti dei titolari di queste aziende sono stati contestati vari reati, oltre a quello della gestione illecita di rifiuti, anche quello del falso ideologico, in quanto hanno dichiarato nei documenti doganali che trattavasi appunto di materie prime seconde o sottoprodotti, quando invece in realtà erano dei veri e propri rifiuti, in quanto non sottoposti a nessun tipo di trattamento. Uno scartiloffio alla napoletana, ma made in Treviso. Allo Stato e agli acquirenti volevano far passare rifiuti come materie prime e con un risparmio nei costi di trattamento e riciclo dei loro scarti aziendali. La gestione dei rifiuti impone a chi tratta questi rifiuti logicamente dei costi di gestione, tant'è che devono interfacciarsi quando devono commercializzare appunto rifiuti propri verso soggetti autorizzati. L'operazione al porto di Venezia è avvenuta dopo la scoperta circa un anno fa di un deposito abusivo di rifiuti in un capannone a Casale di Scodosia nel Padovano. Le indagini dei forestali quindi continuano proprio alla ricerca di attività illegali dentro ai capannoni industriali dismessi. Nuovo rinvio del voto per l'elezione del CDA del consorzio Conegliano-Valdobbiade. Nell'assemblea che si è riunita da remoto ha votato un ulteriore rinvio al 30 di giugno. Non sono quindi bastati 13 mesi di duro confronto interno. Quella che per il DOCG doveva di fatto essere la resa dei conti è stata rinviata nuovamente. Già alla vigilia era chiaro come l'elezione del nuovo organismo dirigente non fosse affatto scontata. Una nota ministeriale arrivata il 9 aprile consigliava infatti di procrastinare la data del voto a fine giugno per risolvere in sede definitiva la spaccatura sulle attribuzioni dei seggi alle diverse componenti della denominazione. La parola è passata ai soci che hanno optato per lo slittamento del voto, decisione che ha scontentato una parte delle assemblee, rammaricata per il limbo in cui il consorzio continua a rimanere. Siamo ora alle notizie che arrivano dal bellunese. Gara del gas, ci sono 3 indagati eccellenti per turbativa d'asta al termine delle indagini preliminari svolte dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria e coordinate dal procuratore capo di Belluno, Paolo Luca. La bomba a orologeria è esplosa 13 minuti dopo l'avvio dell'assemblea dei soci di BIM GSP convocata per le 15. In simultanea si è diffusa la notizia della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari svolte dalle Fiamme Gialle di Belluno e coordinate dal procuratore capo Paolo Luca, volte a fare luce sulla gara per l'affidamento della rete di distribuzione del gas in provincia di Belluno. 3 gli indagati eccellenti: il sindaco di Feltre Paolo Perenzin quale soggetto ricorrente per l'annullamento della gara, Bruno Zanolla sindaco di Quero Vasse e l'ex senatore Giovanni Piccoli, rispettivamente amministratore unico e direttore tecnico di BIM Infrastruttura SPA. Il reato contestato è quello di turbativa d'asta. Sotto la lente le azioni poste in essere dagli indagati da febbraio 2019 a settembre 2020 nei confronti della stazione appaltante, in particolare della responsabile unica del procedimento Maura Florida. Secondo gli inquirenti, gli indagati avrebbero esercitato pressioni dirette e indirette nei confronti della Florida per indurla a annullare o revocare la gara d'appalto bandita nel 2017, nonostante l'iter fosse già avviato verso la fase di assegnazione. Oggetto del contendere il valore industriale per la stima delle reti del gas. La stazione appaltante ha applicato il prezzario regionale in luogo di quello della Camera di Commercio di Trento, più favorevole secondo i ricorrenti. Le indagini avrebbero consentito di appurare che uno degli amministratori indagati avrebbe minacciato e prospettato conseguenze negative per la carriera della Florida in caso di mancato accoglimento della richiesta. Di più, all'opposizione della responsabile, i vertici di BIM avrebbero chiesto l'intercessione di figure di spicco della politica nazionale per attivare i dipartimenti dei ministeri competenti in materia ad emanare un provvedimento ad hoc funzionale ai ricorsi pendenti al TAR, rendendo così inevitabile l'annullamento della gara. L'amministratore unico di BIM Infrastrutture Bruno Zanolla si dichiara molto amareggiato ma fiducioso nell'attività della magistratura e sereno perché l'attività sia svolta, afferma, con l'unico scopo di difendere il patrimonio dei bellunesi. Zanolla aggiunge ad essere certo che questa circostanza emergerà nel prosieguo della vicenda giudiziaria. Sono circa 2.200 gli anziani ultra ottantenni irrintracciabili per l'ULSS Dolomiti. Per il vaccino, fra le ipotesi delle mancate risposte agli inviti, anche quella che si tratti di persone residenti all'estero oppure iscritti all'AIRE, ma tale circostanza non pare stia trovando conferma.
Al 30 dicembre 2019 il numero dei bellunesi iscritti all'AIRE, l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, era di poco superiore a 54.000. Di questi circa il 27% over 60. Sono in questa fascia i 2.200 ultra ottantenni che ad oggi non hanno risposto all'invito a vaccinarsi contro il Covid. L'ipotesi è stata valutata da Regione, ULSS e Dolomiti e oggi il presidente Zaia ha riferito durante il consueto punto stampa che c'è un fondo del barile che non si riesce a raggiungere. C'è un target, gli AIRE, cioè quelli residenti all'estero ma che sono nelle nostre anagrafi. Il caso, ha aggiunto il Presidente, è fortemente presente a Belluno. Le cose in realtà non stanno così. A chiarire la posizione dei residenti all'estero è il sindaco di uno fra i comuni bellunesi ove l'emigrazione è forte. Se sono iscritti all'AIRE non sono nelle anagrafi e di conseguenza non risultano. Di conseguenza io credo sia difficile che si tratti di iscritti all'AIRE. Probabilmente allora il riferimento ai cosiddetti introvabili riguarda persone effettivamente all'estero che non si sono cancellate dall'anagrafe e non vanno a vaccinarsi. Il che sarebbe plausibile se è vero come è vero che la richiesta dell'Associazione Bellunesi nel Mondo di poter vaccinare bellunesi iscritti all'AIRE ma presenti in provincia, l'ULSS ha risposto affermativamente, naturalmente rispettando gli attuali parametri. Al contrario, non hanno diritto al vaccino gli iscritti all'AIRE che vorrebbero rientrare a Belluno per sottoporsi alla profilassi anti-Covid. Gli AIRE, come ripeto, non figurano nelle anagrafi presso l'ULSS, di conseguenza non se ne ha contezza. Un AIRE di 80 anni che sta in Zoldo o comunque a Belluno, se rimane AIRE già è difficile, in quanto essere AIRE vuol dire presupporre che la persona non ha nemmeno il medico di base. Il dubbio che i 2.200 ultra ottantenni assenti siano in tutto o in parte iscritti all'AIRE resta. Al lavoro in queste ore gli uffici anagrafe comunali che stanno spulciando gli elenchi dei residenti confrontandoli con i nominativi presenti nell'anagrafe regionale. Colpo di coda dell'inverno in montagna, temperatura impicchiata con l'ultima perturbazione che ha fatto cadere abbondanti fiocchi di neve sulle principali zone monitorate dal centro valanghe ARPAV di Arabba, 35 cm a Ravalle, Sacortina, altrettanti ad Alleghe, Col dei Baldi, nevicate fino a bassa quota anche nelle vallate con il capoluogo che stamattina si è svegliato circondato dai monti imbiancati. Siamo in chiusura, vi ricordo Ring questa sera 21:15 insieme a Ferdinando Avarino e i suoi ospiti, Mario Conte, sindaco di Treviso, presidente ANCI Veneto, Pietro Bin, Partito Democratico, Marco Bonnet, giornalista del Corriere del Veneto, Iuri, titolare della palestra, Dorian Greia, Maser e Vincenzo Allegra dell'APE, Associazione Pubblici Esercizi di Padova. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati in nostra compagnia, vi lascio alle previsioni del tempo, arrivederci. Montagnier Marmi, fornitura d'avanzali coibentati per cappotti. Bentrovati al meteo. Il fronte perturbato lascia il nostro territorio, avanza temporaneamente l'alta pressione, dunque bel tempo al nord-est. Il dettaglio di mercoledì 14 aprile. Sul Veneto tempo asciutto e stabile, qualche foschia o nebbia al mattino sulle zone di pianura, ampio soleggiamento un po' su tutti i settori con cielo sereno o al massimo con poche nubi a carattere sparso. Tra il pomeriggio e la sera nuvolosità e possibili piovaschi sulle zone prealpine e pedemontane. Temperature in calo di notte, minime comprese tra -2 e 4 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 10 e i 13 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione sarà per lo più tranquilla, con tanto sole e cielo sereno o velato. Non sono attese piogge degne di nota. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime sugli 11-13 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui migliora il tempo, sarà infatti asciutto e soleggiato ovunque. Temperature minime intorno a 1-2 gradi, massime sui 12-13 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Montagnier Marmi, fornitura d'avanzali coibentati per cappotti.